Un capodanno da dimenticare. Siamo disperati perché l'appartamento è tutto distrutto e abbiamo dormito da parenti questa notte. Siamo andati a casa a mezzanotte, siamo stati fuori al freddo e siamo stati qui a buttare fuori quello che vede. C'è un disastro dappertutto, insomma il palazzo è tutto rovinato, e rovinato mobili. Solo 2 anni che sono venuta a abitare qua, ho comprato tutto e rovinato tutto, ecco. Capodanno a questo punto che è incredibile. Capodanno non è un capodanno e così insomma siamo tutti quanti disperati, ecco. Guardi che cosa abbiamo qua? Ha cominciato a bruciare dall'appartamento di là, poniamo. L'ho preso, dopo hanno dovuto fare i buchi per lo sfogo delle fiamme, ecco. Diciamo qua più che altro è stato segato dai pompieri per bloccare le fiamme. Perché non si riusciva a spegnere? No. Ci hanno dato tutti quanti una mano, per fortuna, sono tutti molto vicini, siamo. Vero che siamo tanto attaccati? Siamo tanto attaccati come palazzina, ci vogliamo tutti bene. Sì, questo sì. Cioè, la speranza che possiate comunque è restare qui e cercare di... Credo, perché il tetto è dove dormivamo e non abbiamo più un letto dove dormire. Siamo qua adesso il giorno dopo al disastro a tentare di recuperare ognuno quello che può, ecco. È difficile fare una conta di danni, adesso è ancora prematuro. Adesso è ancora prematuro e si guarderà un po' alla volta, un passo alla volta, a vedere cosa si è salvato. Quello che non ha preso il fuoco, quello ha preso l'acqua, quindi si vedrà adesso, gran parte della roba da buttare. Che è solo 1 anno e mezzo che siamo qua. E siamo sposati da 1 anno e mezzo, quindi siamo sposati, siamo venuti qua e quindi sarà da ricominciare assieme, una forza in più. Adesso tra una parte o l'altra, insomma, sti ragazzi li sistemeremo. Sono nostri figli. Siete presenti e date una mano. Bisogna che capisca il sindaco come che ha intenzione di... Io voglio tornare a casa mia, capito? Voglio tornare a casa mia.